Azinis è un momento per ricordare questi martiri che sono stati appunto trucidati ingiustamente al termine del secondo conflitto mondiale. Ad Avasinis, frazione del comune di Trasaghis, si sono svolte le cerimonie di commemorazione a 80 anni dalla strage del 2 maggio 1945. Le genti della Val d'Arzino e Val del Lago non dimenticano. Per gli storici è considerato uno dei principali eccidi di civili in Friuli Venezia Giulia alla fine della guerra. Alle 10:30 del 2 maggio 1945, mentre Udine e altri paesi friulani festeggiavano già la liberazione, una squadra di SS, probabilmente reparti della divisione cacciatori del Carso, entrò in paese e uccise 51 persone, 32 donne e 19 uomini, tra cui molti vecchi e bambini. La comunità si è ritrovata per commemorare quel tragico giorno e rendere omaggio alle vittime. Per la regione Friuli Venezia Giulia, presente alla cerimonia l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Continuare a tramandare i valori di pace, di rispetto, di unità che caratterizzano le nostre comunità, ed è un messaggio unitario a dispetto di alcuni che invece ne fanno una questione di parte. Questo è un messaggio di unità che parte dalla comunità, dalla gente, dai figli dell'eccidio di Avasinis, per dire che appunto non c'è guerra che sia giusta, non c'è situazione che non possa essere, non debba trovare verità e giustizia, e quindi il grazie profondo mio personale dell'amministrazione regionale per questo continuo e incessante moto che spinge le amministrazioni comunali che si sono susseguite negli anni e tutti i giovani a continuare nella divulgazione della storia e nella ricerca delle radici di questo eccidio.